Allora, rieccoci insieme cari telespettatori, vi presento subito i nostri ospiti esperti di questa serata. Allora, l'avvocato Alessio Morosin ben arrivato qui con noi, avvocato leader di Indipendenza Veneta, che ci supporterà anche tecnicamente in questo percorso di scoperta. Massimo Zanetti, ben ritornato, segretario della UIL Pubblica Amministrazione. Tra l'altro addentro alle cose della pubblica amministrazione in generale, esperto anche di conti, di numeri, per cui ci supporterà in questo versante per capire minori spese, vantaggi e benefici anche dal punto di vista eventualmente fiscale e economico, che è molto importante. Giorgio Marchetto, Movimento 5 Stelle, consigliere comunale, grazie anche a lei. Perché? Perché con un consigliere regionale, Scarabelli e anche ad altri, c'è stata un'apertura del Movimento 5 Stelle nei confronti del referendum consultivo sull'autonomia, quindi perché no? Hanno detto andiamo avanti, quindi un'apertura possibile che vi colloca in linea con il pensiero un po' generale che percorre la regione, e quindi benvenuto. Alain Luciani, Lega Nord, Lisa Bitonci, grazie anche a lei, rappresenta la Lega Nord, insomma, che sostiene questo percorso, ci dirà nei termini e come. Allora, noi abbiamo tanti contributi, tante interviste che abbiamo realizzato anche in occasione di un recentissimo convegno che si è svolto a Bo in Aula Magna, nel corso del quale è anche intervenuto il ministro Enrico Costa, che ha dato anche la sua opinione al riguardo, e così avremo diversi pareri direi univoci, però diverse persone che hanno manifestato il loro parere, istituzioni, e potremo commentarle con i nostri ospiti in studio. Io vi direi di incominciare però con un'intervista che abbiamo fatto al professor Mario Bertolissi, che è un costituzionalista ordinario di diritto costituzionale all'Università di Padova, e sentiamo che cosa ci dice al riguardo, e da qui partiamo, vediamo l'intervista insieme. Professore, referendum sull'autonomia, ovvero cosa comporterebbe e che cosa ci si aspetta che il governo italiano conceda oppure no? Ma che cosa il governo italiano sarà disposto a concedere è una partita aperta e tutto da vedere. Bisogna tener conto comunque che una consultazione referendaria di questo genere, che ha come suo obiettivo quello di esprimere soltanto un parere in termini di sì o di no, si è dimostrata in concreto come qualcosa che ha una notevole efficacia. Basta solo che voi guardiate, pensiate a quello che è capitato in Gran Bretagna, dove la consultazione referendaria aveva carattere consultivo, ma la decisione che è stata presa, tra l'altro con maggioranza risicata, ha messo il Parlamento di Westminster nella condizione, lo sta facendo in questi giorni, di deliberare nel senso voluto dal corpo referendario. E dal mio punto di vista, e anche interpretando le sentenze della Corte Costituzionale che sono state rese nel 1996, poi nel 2000 e infine nel 2015, soprattutto quest'ultima, mi viene fatto di dire che è un'occasione molto importante che il cittadino è bene utilizzi, perché la democrazia rappresentativa ha bisogno di essere messa in guardia dalle toppe cose belle che crede di sé e che sono smentite dalla realtà. Quindi ogni tanto un check-up dal medico, che sarebbe la verifica con l'elettore, è bene farla, così dopo si sta bene in salute. Quindi anche qui, secondo sempre me, non si tratta di una cosa inutile, anzi è una cosa altamente significativa. L'abbiamo visto poi tra l'altro in sede di approvazione o mancata approvazione del referendum costituzionale. È stato un colpo che ha obbligato a riflettere criticamente, anzi non si sono ancora resi conto del fatto che i cittadini si aspettano altro. Secondo lei ci potrebbe essere un margine maggiore di deleghe da parte del governo, di ambito di operatività della regione? Ecco, è proprio questo il punto. È chiaro che una delibera semplice del Consiglio regionale non può avere la medesima forza, oserei dire più che sul piano politico, sul piano istituzionale, di una delibera che è stata preceduta da una opinione favorevole. D'altra parte bisognerà vedere se sarà favorevole oppure no, chi lo sa e con quale maggioranza. Comunque ammettiamo un'opinione favorevole anche con una percentuale importante, appunto, che accompagna la delibera regionale, ha una forza, come dicevo, istituzionale e costituzionale
molto diversa. Questo tra l'altro la Corte lo ha detto soprattutto in 2 sentenze del 1996 e del 2000, quando aveva bocciato l'iniziativa della Regione, perché questa è una novità assoluta, quella del 2015, e direi che la Corte Costituzionale ha fatto un'apertura di credito molto ma molto importante alla Regione Veneto. È bene che noi lo sappiamo, perché tutti i precedenti ci erano contrari. Quindi un'opportunità da cogliere. Sì. È un'opportunità da cogliere. Naturalmente anche qui dipende dopo da come la si gioca in senso positivo, cioè se diventa uno strumento di polemica, di contropolemica, non porta da nessuna parte. Se invece è un'occasione per discutere e ragionare, per interrogarsi anche sulla regione come comunità, come complesso di istituzioni, nel Veneto credo che sia importante, anche perché abbiamo bisogno di riflettere anche sulla nostra tenuta dal punto di vista dell'etica pubblica, perché mi pare che ci siano troppi scheletri che si sono accumulati nell'armadio. Bravissimo. Allora, parole abbastanza nette e forti. Questa volta incomincio alla rovescia, dopo arriviamo al quid all'avvocato Morosini. E quindi, partita aperta, ha detto il professore. È una consultazione molto efficace. Qui ci richiamiamo a un momento anche abbastanza critico per il nostro Paese, per l'Europa stessa, sia un momento di grandi decisioni. Abbiamo la Catalogna che si sta muovendo in questo versante, abbiamo le votazioni poi in Francia che potrebbero cambiare orientamenti addirittura per tutta l'Europa. Abbiamo visto appunto, come accennava il professore, l'Inghilterra che è uscito, quindi la Brexit, insomma ci sono stati sconvolgimenti importanti. Potrebbe essere veramente il momento storico dove fare un pronunciamento di questo tipo significativo, come lo vedete? Sì, lo è sicuramente un momento storico. Infatti ricordo sempre che per la prima volta in realtà i veneti, intesi come abitanti poi della regione, vengono, diciamo, interrogati su un tema così importante che è quello sull'autonomia, come sono moltissimi poi i temi e le sfaccettature che sappiamo fanno i veneti come una sorta di questione, no? Si è parlato tanto di questione meridionale e in realtà anche nel nord, quando si è parlato di questione settentrionale, quella che andava sempre al di sopra degli altri, forse proprio perché ha una storia, un passato molto importante, un radicamento col territorio fortissimo, di una questione veneta. In effetti per la prima volta i veneti hanno questa grande opportunità e sono concorde con il costituzionalista, insomma, che sia un momento davvero topico e importante. Anche il periodo storico in cui cadiamo, siamo in un periodo storico in cui il capitalismo come l'abbiamo conosciuto ad oggi, questa è una forma quasi di imperialismo, no? Sta mutando, sta cambiando il mondo, no? Se fino a ieri dicevamo la globalizzazione è inevitabile, oggi ci accorgiamo dagli Stati Uniti al Regno Unito che c'è una forza uguale contraria, ma questa è una legge della fisica, che quando tendi a spingere verso una direzione c'è sempre una forza uguale contraria che va dalla parte opposta. Quindi questi sono proprio interrogativi e sono contento che i veneti, insomma, stiano cogliendo questa occasione di capire che il vento sta cambiando e sta cambiando in tutto il mondo, perché l'abbiamo visto negli Stati Uniti, lo stiamo vedendo anche in Sud America, cioè c'è comunque un cambiamento in atto ed essere protagonisti di questo cambiamento è importante e fondamentale. Il tema autonomistico, se vogliamo, i padri sono stati proprio i veneti anche a livello nazionale, perché anche prima ancora della Lega Nord, la famosa Liga Veneta fu la prima che mise sul tavolo della discussione l'autonomia, no? Il federalismo arrivò anche dopo. La Sardegna per però cui, aveva rivendicato qualcosa. Anche la Sardegna, no? Cioè ci sono le identità popolari riconosciute anche storicamente, come sono il popolo sardo, il popolo siciliano, quello veneto, da sempre questi temi li hanno sentiti forti, quindi al di là di tutto dell'appartenenza al popolo poi veneto, ma anche chi viene da fuori, io ho tantissimi amici che sono del sud Italia, ma anche loro sentono questo tema dell'autonomia proprio perché vivono, contribuiscono, ormai sono veneti adottivi, anche loro sentono come una evidente esigenza questa dell'autonomia, cioè il fatto di poter gestire meglio. Il piccolo è bello, si dice, il piccolo è più facilmente gestibile, quindi quando noi cerchiamo, e tante volte la critica che viene al fatto che molti dicono ma tu sei un secessionista, no? Cosa vuoi fare uno staterello? Ma magari, nel senso, per assurdo lo staterello piccolo è più facile da controllare, anche la classe politica è più sotto l'occhio del ciclone, per cui comunque è controllabile. Se un politico compra un villone nei Collo Egani senza nessun riferimento, se ne accorgono tutti che c'è qualcosa che non va rispetto allo stipendio che guadagna. Quindi questo tema autonomistico mi piaceva tantissimo, i primi manifesti che faceva la Lega Nord, che era l'autonomia ti rende più libero.
L'autonomia ti rende più libero soprattutto mentalmente, ed è questo il passaggio che dobbiamo riuscire a fare come veneti, come popolo, poi lo auguro a tutti i cittadini ovviamente della penisola italiana, cioè di essere più liberi anche e soprattutto mentalmente, cioè di poter prendere le proprie decisioni. Quando abbiamo visto 3/4 della penisola assumere un atteggiamento assistenzialista, è lì che muore il paese, perché quando non si ha più quegli stimoli di essere liberi mentalmente, si è schiavi di un sistema che, quindi anche questo, io mi auguro che dal Veneto parti quel famoso rinascimento che già fummo protagonisti, perché il rinascimento italiano è il rinascimento veneto, di fatto sia un nuovo stimolo per un rinascimento di questo paese. Ecco. Perfetto, quindi questo... A voi naturalmente chiedo un parere sempre politico, non entriamo nel merito specifico perché abbiamo chi se ne intende tecnicamente. Questa apertura che avete dato come Movimento 5 Stelle a livello regionale, da cosa viene? Ma guardi, dottoressa, intanto la ringrazio di nuovo per l'invito a partecipare a questa trasmissione. L'apertura non è un'apertura. È un interpretare quello che è il programma per cui gli elettori del Movimento 5 Stelle hanno eletto i nostri portavoce in Regione. Il punto 4 del nostro programma, che è stato scritto con il contributo di tutti gli attivisti della Regione, che secondo me è un programma bellissimo, purtroppo non erano maturi i tempi al momento delle elezioni, pertanto non siamo riusciti a ottenere la vittoria. Il punto 4 dice appunto che siamo favorevoli a praticamente la richiesta di referendum consultivo per l'autonomia della Regione Veneto. Quindi per noi si sfonda una porta che era già aperta. Il problema è che si parla da troppi anni di autonomia del Veneto, di federalismo, eccetera, eccetera. Quello che noi adesso vogliamo è che queste non rimangano slogan, non siano dei traini per qualcos'altro, ma siano delle cose concrete. Allora, la differenza tra una regione autonoma e una regione a statuto ordinario ce l'abbiamo tutti in mente. Basta prendere la macchina, andare verso il Trentino, si arriva in Trentino Alto Adige e già dopo il cartello si nota che qualcosa è cambiato. Se invece ci spostiamo ancora più a nord, notiamo che invece lì è il paese delle meraviglie. Allora un cittadino si chiede: ma come mai? Allora noi abbiamo i tecnici questa sera e che ci spiegheranno come mai può accadere questa cosa nell'Italia. È giusto che i veneti continuino ad essere un popolo maltrattato? È giusto che i veneti continuino a pensare a lavorare e non pensino invece a fare il bene del proprio Veneto, del proprio paese, della propria regione in cui vivono? Io penso che sia arrivata l'ora di esprimere intanto in maniera plebiscitaria un sì all'autonomia e dopo di pretendere ai nostri rappresentanti che portino a casa qualcosa, perché dobbiamo valutare a un certo punto dai risultati che riescono a portare a casa. Se questo referendum porterà qualcosa per i veneti di favorevole, credo che abbiamo raggiunto un obiettivo tutti quanti assieme. I problemi sono tanti, i problemi ormai siamo stanchi di dirli, dobbiamo pensare a chiudere qualcosa e credo che in questo momento qua a Roma troveremo uno sbarramento, perché il governo attuale ci ha appena fatti votare un referendum che andava nella direzione opposta. Allora, fortunatamente il referendum non è andato a buon fine, hanno vinto i no e quindi abbiamo evitato questa blindatura dello Stato. Il giorno dopo, se vincevano i sì, questa cosa qui ce la potevamo dimenticare? Ecco, allora sfruttiamo il voto referendario del 4 dicembre, ma adesso gettiamo le basi per qualcosa di positivo e qualcosa di concreto, perché la gente è stanca, la gente scappa dal Veneto, la gente va via, i giovani vanno via, le imprese vanno via. C'è un post di anni fa di Grillo che diceva: ma perché non creiamo gli Stati Uniti d'Italia? Cioè noi siamo favorevoli a qualsiasi referendum, noi dobbiamo fare referendum, sogniamo una democrazia diretta in cui i cittadini possono esprimersi anche sulle piccole cose all'interno dei quartieri di un paese, come fanno in Svizzera. Il programma c'è, bene, quando non hai più, hai ottemperato tutti i punti del programma, è giusto sentire i cittadini, chiedere. Questa è la democrazia, questo è il compimento della democrazia. Perfetto. Poi appunto vedremo, Zanetti, secondo lei, conti alla mano, ci sarebbero appunto dei benefici? Poi vedremo in che ambito, perché quali deleghe, quale quanto autonomia maggiore. Intanto mi lasci fare una battuta iniziale e mi scuserete la licenza, ma non vuole essere d'apparizione. Goethe in Affinità elettive ci ricordava che la cosa più difficile a farsi è guardare con gli occhi quello che sta davanti agli occhi. Scrive questa frase che sembra banale, ma che dice molto. Qual è la realtà che abbiamo davanti agli occhi? L'ha ben descritta il professor Bertolissi quando faceva riferimento al fatto che
abbiamo stranamente un grande bisogno di democrazia e di partecipazione. Il referendum del 4 dicembre che veniva poco fa ha dimostrato che, a differenza di quello che ci hanno raccontato per molti anni, il cittadino vuole incidere, vuole contare, vuole essere ascoltato e quindi vuole partecipare alle decisioni politiche. Perché poi, quando queste decisioni politiche vengono calate sull'alto, spesso sono in perfetta, come dire, striscio con la pelle del cittadino. Il cittadino non avverte come una scelta condivisa, avverte come una violenza subita, perché spesso va in controtendenza rispetto agli interessi dei più per favorire quasi sempre gli interessi di pochi. Allora questa è una grandissima opportunità, diceva il professor Bertolissi, io stracondivido, un'opportunità per esprimersi su una materia consultiva, che però, proprio facendo riferimento alle ultime sentenze della Corte, soprattutto quella ultima, dà una strana, dico strana nel senso che è la prima volta che dà questa apertura così importante. Apertura di credito, no? Ha detto. Un'apertura di credito straordinaria. Tornando poi nel merito stretto alla domanda che lei faceva, guardi, io non so poi come finirà, visto, ma ce ne parlerà l'avvocato Morosini compiutamente, immagino, visto che abbiamo un articolo 116 della Costituzione che stabilisce dei vincoli ben precisi rispetto alla questione dell'autonomia e quindi nella fattispecie dell'autonomia del Veneto. Tuttavia io penso che tra quello che noi spendiamo, tra quello che noi incassiamo come Regione Veneto e quello che noi devolviamo allo Stato centrale, in ballo ci sono circa 15 miliardi di euro, dai 15 ai 20 miliardi di euro, che potrebbero stare attaccati, no, al Veneto. Voi sapete bene, insomma, che 15-20 miliardi di euro sono circa 30-40 mila miliardi delle vecchie lire, per dare l'idea di quanto quattrini quindi sono. Realisticamente, insomma, potrebbero. E quindi sono tanti quattrini che, se impiegati nel territorio, potrebbero dare delle risposte importanti in campo dell'istruzione, in campo sanitario, insomma, nella tenuta del territorio, che è un problema importante, perché insomma piove 3 giorni e viene giù mezzo monte, e quindi è evidente che questo potrebbe essere uno strumento, io la leggo così, guardi, potrebbe essere uno strumento che l'attuale governance di questa regione ha in mano per dire allo Stato centrale: sediamoci attorno a un tavolo e vediamo su quali materie tu mi consenti di muovermi con una, virgolette, maggiore autonomia, sapendo che in ballo ci sono tanti quattrini che possono favorire un intervento diretto. Quindi una forza maggiore. Chiudo dicendo questo, esattamente, una forza maggiore. Guardi, io penso che noi siamo entrati in una stagione, anche se non ce lo vogliamo dire, che chi fa politica, a qualsiasi livello, impara a ascoltare la pancia delle persone e a trovare in tempi rapidissimi delle risposte, o prima o poi la gente è stanca, perché dopo tanti anni di promesse del tutto inevase e soprattutto dopo una condizione economica difficilissima, basta muoversi in questo Veneto per capire, insomma, cosa è successo sia nel campo delle piccole e medie imprese, ma insomma anche in molti altri settori economici, ma nella stessa macchina pubblica, per rendersi conto che oggi non è più ritardabile l'impegno di scegliere, e scegliere ascoltando gli interessi dei più e non solo quelli di poche persone. Credo che la sfida sia qui, ed è una sfida che secondo me ha fatto bene il governatore a lanciare, a prescindere poi dall'applicabilità sotto il profilo del diritto, ma insomma l'avvocato qui a fianco sono persuaso che lo farà compiutamente, rispetto ai risultati che si possono portare, ma una sfida intelligente che io penso abbia fatta bene a lanciare in questo momento. Perfetto. Avvocato Morosini, concorda su queste posizioni e ravvede la fattibilità poi di un passo successivo, perché diciamo queste consultazioni, proprio perché consultazioni sono molto aperte, è una grande opportunità, danno un'apertura, danno una maggior forza, si è ribadito senza dubbio. Dopo però sentiremo anche l'intervista al Ministro e poi dipende da che governo ci sarà, è tutto da vedere, tutto da decidere. Ma io, anche oggi alcuni giornali hanno riportato un mio pensiero e ho parlato non per disprezzo ma per molto, diciamo, per realismo e concretezza del gioco delle 3 carte che stanno facendo qualcuno a danno del Veneto. Non porterà e non arriverà a nulla questo passaggio referendario. E premetto che noi, io personalmente, ma anche il mio movimento Indipendenza Veneta, lo sosterrà con ogni energia possibile, con ogni questo mezzo. Precisiamo subito, onde evitare che lo sosterremo, esatto. Ma convintamente, dopo averci ragionato, perché non vogliamo che rimanga sul tavolo l'equivoco che qualcuno in Veneto ha giocato contro. Bisogna che andiamo tutti massicciamente a votarlo, anzi, io dico di più, e questa è una nota politica che ci sta prima della considerazione tecnica e giuridica, dovremmo pretendere il voto subito,
prima possibile, non giochiamo anche sulla data, deve essere fatto entro qualche mese, se si vuole lo si può fare. La storia di questa legge 15, perché la legge che ha dato il via, la possibilità di fare questo referendum, una legge 15, e credo sia interessante, non è una mera nota di curiosità, ma è interessante capire come è nata. Nel 2013 Indipendenza Veneta ha raccolto un lavoro enorme, quasi 100.000 firme nelle piazze, mobilitando anche associazioni, cittadini e quant'altro, per sostenere il famoso progetto di legge 342, che poi è diventato legge 16 sull'indipendenza, cioè che poneva un quesito molto più forte. Vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì o no? A settembre 2014 in Consiglio regionale era aperta la discussione su questo progetto di legge e qualcuno del nuovo centrodestra, nel timore che fosse approvata una norma troppo di rottura, una legge troppo pesante, decise questo. Io ero presente con Dario Bond, che era consigliere regionale di Forza Italia, un nuovo centrodestra se non mi ricordo, chiamò a Roma il suo superiore, tra virgolette, politico, e gli disse questo da Roma: mi raccomando, non votate contro, non votate a favore, prendete tempo. Nelle 2-3 settimane successive, infatti, il nuovo centrodestra, quindi non la Lega, non altri, non Forza Italia, presentò il progetto di legge 392, che poi fu abbinato nella discussione al 342 e andò in votazione il 12 giugno 2014, diventando rispettivamente la legge 15, progetto di referendum per l'autonomia, e la legge 16, progetto di referendum per l'indipendenza. Quindi il referendum sull'autonomia era stato presentato politicamente come un palo tra le ruote della legge sull'indipendenza. Non era progetto di nessuno, non è nato come visione programmatica di però qualche... diciamo un escamotage, una via di mezzo per poter... No, sì, ma è curioso soft. Questo, adesso anche quelli che dicono la nostra legge, in realtà è nata solo per intralciare la prima, è un dato di fatto. Tant'è vero che la stessa legge 16 non è stata sostenuta dalla Lega, ma era stata sostenuta da Valdegamberi dopo la bocciatura alle politiche. Quindi guardate la politica come si accavallano i fenomeni, su questo conosco dettagli, persone e circostanze. Però ce l'abbiamo sta legge qua. La legge 15, e anche questo entriamo un po' nel tecnico per dare qualche informazione utile ai nostri ascoltatori, è stata approvata con 5 quesiti. Il governo l'ha impugnata all'agosto 2014 davanti alla Corte Costituzionale, che poi ha fatto la sentenza, ha giudicato l'udienza, io ero presente anche come avvocato, il 28 aprile 2015 con la sentenza 118. La Corte ha detto: dei 5 quesiti che sono contenuti nella legge 15 del Veneto, 4 non li ammettiamo, ne ammettiamo uno, il primo, che dice: vuoi tu che alla Regione Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Già previsto nella Costituzione, peraltro. Che mi ha già risposto perché è brava e preparata. E in effetti questo unico quesito lo hanno lasciato, e nella motivazione poi della sentenza lo spiegano, perché è esattamente la trasposizione in forma interrogativa dell'ultimo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che dice che possono essere, diciamo, concesse alle regioni che ne hanno i requisiti ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Questo è l'aspetto importante. Quindi abbiamo la Costituzione all'articolo 116 terzo comma, abbiamo la consulta che dice questo è consentito perché non esce dal perimetro rigoroso della Costituzione, qui non c'è nessun pericolo per nessuno, e abbiamo l'iniziativa della legge regionale del Veneto numero 15 che indica un percorso preliminare a quella che è la fase prevista poi dal 116 terzo comma. Il discorso preliminare è, percorso preliminare, la presentazione di un testo contenente una proposta di negoziato dalla Regione Veneto al governo italiano. Noti bene che... scusi, che deve essere antecedente alla consultazione popolare? È scritto nella legge, gliela leggo, dice... No, non è casuale questa domanda che le faccio, perché... Sì, infatti ne è nata polemica. Esatto. Allora gliela spieghiamo diversamente ai telespettatori in modo più semplice. C'è un negoziato preliminare previsto dalla legge 15, se fallisce c'è il referendum, poi vedremo il fallisce come va letto tecnicamente,
Successivamente deve esserci una iniziativa di legge statale avanzata dalla Regione, 116 lo dice chiaramente, e solo con legge dello Stato, sempre 116 terzo comma lo spiega, può essere poi eventualmente approvata una legge appunto dello Stato che riconosce alla Regione del Veneto o a altre regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Diciamo subito una cosa, così diventa anche politicamente interessante per gli ascoltatori. Il 116 dice una cosa che molti neanche nel dibattito di Padova, non l'ho sentita neanche a Bertolissi, solo perché non gliel'ha chiesto, ma Bertolissi è un maestro, quindi le avrebbe potuto dare anche connotazioni di natura tecnica importanti. Il 116 dice che l'iniziativa della Regione per una legge statale, siamo alla fase terza, no? Per una legge statale, e il Parlamento deve votare questa legge con maggioranza assoluta dei componenti. Vuol dire non di quella maggioranza che si trova col numero legale all'interno dell'Aula, ma dei 600, stiamo alla Camera, la stessa cosa vale per il Senato, dei 630 parlamentari, vuol dire che ne devo avere almeno 316 in Aula che mi votano a favore. Mi fermo qua, che poi entriamo su altri dettagli, se no confondiamo, molto importanti. Questo diventa però un aspetto tecnico e giuridico di grande rilevanza politica. Quando mai, lo scrivevo anche io, lo dicevo in un'intervista al Gazzettino domenica, quando mai lei troverà, per ovvie ragioni di buon senso, diciamo, o di cattivo senso, dei parlamentari della Puglia, della Calabria e della Campania che voteranno a favore di una legge solo per il Veneto che riconosce competenze che a queste regioni non verrebbero date perché sono considerate, ma non verrà mai. Politicamente qui l'autonomia, con tutto, io la voterò, anzi farò campagna elettorale, gliel'ho già promesso a Zaia, tutti i giorni metterò a disposizione la mia conoscenza, tutto quello che ho, il nostro movimento, la sosterremo perché questo equivoco sia tolto dal tavolo immediatamente. Lasciate ogni speranza voi che entrate, diceva Dante, lasciate ogni speranza voi che sognate autonomia, non ce ne sarà mai perché lo Stato non può, non ha i conti, non ha la voglia e nel retrobosco parlamentare questo è già risaputo. Chiaro, ci fermiamo a questi step, se no diamo troppe cose e si genera confusione, quindi la cosa già da digerire per i non addetti ai lavori è complessa. Però diciamo che siamo nella fase trattativa, quindi potrebbe essere una forza maggiore, come ha accennato anche il professor Bertolissi, per trattare. Allora andiamo subito velocissimi in pubblicità, ritorniamo insieme, abbiamo anche altre interviste.